Oggi abbiamo presentato il piano degli investimenti della ULSS territoriale di Verona. Fa parte di un piano degli investimenti fatti dalla Regione Veneto. Sono finanziamenti in autofinanziamento e quindi merito della buona gestione della sanità che ci permette di fare utili, in particolare la creazione di azienda zero con le gare di appalto centralizzate hanno permesso dei notevoli risparmi che vengano reinvestiti. Si fa un piano pluriennale sia di attrezzature sia di interventi sui muri, sia soprattutto per la realizzazione delle infrastrutture finalizzate al fascicolo sanitario elettronico. È un piano che permetterà alla sanità del Veneto di rimanere una sanità di eccellenza, di affrontare le sfide del futuro che sono la presa in carico del cittadino e l'informatizzazione della sanità, che permette velocità di azione e velocità nel trasferimento delle informazioni sanitarie ai vari professionisti della sanità, tutto a tutela e vantaggio del cittadino. Oggi abbiamo presentato una parte degli investimenti che stiamo realizzando e che abbiamo già realizzato, sono circa 60 milioni di euro e che abbiamo deciso insieme alla Regione, grazie alla Regione abbiamo potuto anche effettuare, in accordo con tutte quante le amministrazioni del territorio, a tutela dell'utenza e permettere una migliore attuazione di quanto previsto dalla programmazione, quindi attrezzature, garanzia di sicurezza all'interno degli ospedali, sia in termini strutturali piuttosto che di attrezzature che supportano l'attività anche di base dei nostri dipendenti verso l'utenza, infrastrutture informatiche che permettono maggiore accessibilità ai servizi e maggiore attenzione anche alle categorie fragili della nostra popolazione.